Buonasera a tutti. Ok, iniziamo il nostro culto ringraziando il Signore per questa opportunità di poter essere qui questa sera. Signore Padre, io ti ringrazio, Signore, per l'opportunità che ci dai di essere qua, per la benedizione che ci dai di essere liberi di incontrarci, di poter lodare il tuo nome, di poter sentire parlare di te, Signore, in modo libero, senza doverci nascondere, senza dover aver paura di essere perseguitati, di perdere la vita, Signore. Ti ringrazio, Padre, per questo e ti chiedo davvero che tu possa, ognuno di noi possa sfruttare questo momento per cercarti, per ricevere, per ascoltarti, Signore, ricevere le risposte che tu hai da darci, Signore, o ricevere gli insegnamenti che tu vuoi insegnarci, Signore. E ti ringrazio, Signore, per la tua presenza, perché tu sei qua in mezzo a noi, Signore. Ti chiedo di parlare ai cuori di ogni persona che necessita della tua presenza, ai cuori di ogni persona che necessita di una parola, di un conforto da te, Signore. Se siamo qua è perché in un certo senso stiamo cercando qualcosa da te, Signore. Stiamo cercando di sentire in modo più profondo la tua presenza, stiamo cercando magari di sentire in modo auditivo la tua voce, o stiamo cercando quell'insegnamento che ci aiuterà a risolvere i problemi che stiamo vivendo, Signore. Ti ringrazio per questo, Padre, ti ringrazio per ogni persona qui presente. Benedici le loro vite, nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per lodare il nostro Signore. Battiamo le mani. Io ti cerco. Io ti cerco. Vengo a te, Signore. Mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco. Non ti voglio seguire te, non voglio più di te, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signor ti voglio seguire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Cantiamo, Signor ti voglio. Signor ti voglio seguire te, io voglio più di te. Vogliamo toccarti, Signore, voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio
Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Andiamo con il nostro cuore per fare entrare. Per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Cantiamo chi è? Chi è? Re di gloria. Chi è? Re di gloria, Gesù, Gesù, Lui è il Re. Lui è il Re. Chi è? Re di gloria, Chi è? Re di gloria, Gesù, Gesù. Lui è il Re. Lui Chi è è? il Chi è? Re di gloria. Chi è? Re di gloria, Gesù. Gesù, Lui è il Re. Lui è il Re. Chi è? Re di gloria, Chi è? Re di gloria, Gesù, Gesù. Lui è il Re, Lui è il Re. Fare entrare in Re. Gesù, il Re Di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, il Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te per fare entrare in Re. Gesù, Re di gloria. Io apro il mio cuore a te. Io apro il mio cuore a te. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui son tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, E per Lui son tutte le cose. cantiamo perché da Lui. Perché Da Lui, grazie a Lui, e per Lui son tutte le cose. ancora una volta, perché da Lui, perché da
ricchezze, che profonde ricchezze, il conoscere il sapere di Dio, incommensurabile suoi giudizi e le sue vie. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, per sempre. Amen. Ancora una volta, a lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, a lui la per sempre. Amen. Che profonde ricchezze, il conoscere il saper di Dio, incommensurabile I suoi giudizi e le sue vie. Cantiamo che profonde. Che profonde ricchezze, il conoscere il saper di Dio. incommensurabile, suoi giudizi e le sue vie. Facciamo lui la gloria. Lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, per sempre. Amen. Signore, a te va la gloria di questa lode, a te va la gloria della tua parola che verrà predicata, Signore. Ogni cosa che facciamo deve essere per te, Signore, perché tutto quello che abbiamo, tutto quello che siamo viene da te, Padre. E quindi tutto quello che deve uscire da noi deve essere per te, Signore. E ti chiedo, Padre, di aiutarci in questa camminata, di aiutarci a essere sempre più santi, Signore, di aiutarci a cambiare il nostro carattere. Cambiaci, Signore, dalle profondità del nostro essere, Padre, perché non possiamo continuare così la nostra vita, Signore. Dobbiamo riconoscere che noi abbiamo bisogno di cambiamento, che abbiamo bisogno di maturare, Padre. Dobbiamo riconoscere ciò che sbagliamo e ciò che è sbagliato in noi, Signore, ciò che è peccato e ciò che viene da te, Padre. E ti chiedo che tu possa esaminare ognuno di noi, Signore, che tu possa esaminarci nel profondo e che noi possiamo accettare che abbiamo tantissime cose da cambiare, Signore, che possiamo accettare che sia tu a trasformarci, Signore, che non possiamo fare con le nostre forze tutto quanto, Signore, e che possiamo accettare davvero che tu possa entrare in noi, che possa trasformare ogni parte di noi, Signore, perché non possiamo fare finta di essere felici, di essere appagati, Signore. Non possiamo continuare a fare così, Padre. Abbiamo bisogno della vera felicità che possiamo trovare solo in te. Abbiamo bisogno della vera gioia che solo la tua parola, solo tu puoi darci, Signore. E dobbiamo riconoscere questo, Signore, che tu possa aiutare ognuno di noi a inginocchiarci a te in questo momento, Signore, in questo culto, e per riconoscere
che abbiamo tanto da cambiare, tanto da sistemare, Signore, e che Tu possa liberarci da ogni catena, da ogni cosa che ci sta impedendo di migliorare in Te, di fare la Tua opera, l'opera che Tu hai progettato per ognuno di noi, Signore. Che noi possiamo davvero trovare la libertà in Te, Signore, che possiamo decidere una volta per tutte che sei Tu a renderci liberi e che noi non possiamo fare niente, Padre. Che possiamo riconoscere che sei Tu la risposta a tutti i nostri problemi e non quello che noi pensiamo che sia la risposta, Signore. Dobbiamo aggrapparci alla Tua parola, aggrapparci ai Tuoi comandamenti, ai Tuoi insegnamenti, Signore, e riconoscere che quelli sono verità, sono quelli che ci liberano dal peccato, ci liberano da ogni cosa che ci fa sentire imprigionati, Signore. Dobbiamo riconoscere questo, abbiamo bisogno di riconoscere questo. E Ti ringrazio, Signore, perché Tu sei il modo in cui noi possiamo ricevere la vera libertà. Tu sei il modo, Tu hai mandato Gesù in croce affinché noi possiamo essere liberi dal peccato, Signore. E io Ti ringrazio per questo, perché immagina vivere una vita piena di peccato e non poter cambiare questo, Signore. Ti ringrazio, Padre, per quello che hai fatto per noi, Signore. E Ti chiedo che questa mattina ognuno di noi possa sottomettersi alla Tua volontà per la nostra vita, Signore, che possiamo lasciare Te, che Tu possa cambiare il nostro cuore, che possa cambiare i nostri atteggiamenti e le nostre attitudini, che possiamo essere più umili, più mansueti, Signore. Che Tu possa operare nella vita di ognuno di noi, Signore. Ti ringrazio per la Tua presenza di nuovo, Signore. Ti ringrazio. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Giallo? Sì? Giallo? Sì? Va bene questo? Sì. Ok, buonasera a tutti. Sempre un piacere essere qui e in particolare per me stasera, perché finalmente è la mia chance di predicare dal barile, quindi sono un po' emozionato, un po' felice per avere questa chance. Per continuare quello che stiamo già facendo, no? Il lungo discorso che stiamo facendo da diversi sabati, oggi parlerò del Sermone sul Monte. In particolare il terzo versetto del Sermone sul Monte. Lo potete trovare in Matteo, capitolo 5, versetto 5. Se avete la vostra Bibbia cartacea, potete tirarla fuori, potete guardare. Se non avete la Bibbia cartacea, tirate fuori il telefono, nessun problema. Matteo, capitolo 5, versetto 5. Il versetto che per intenderci comincia con quel beati i mansueti. Vi lascio ancora qualche secondino. Cercate nelle vostre Bibbie, Matteo 5, versetto 5. In cui sta scritto: beati i mansueti perché erediteranno la terra. Versetto corto, conciso, come un po' tutte le beatitudini, semplicemente un beati e un perché. E questa è la terza beatitudine del Sermone sul Monte. E qui Gesù parla di mansueti, beati mansueti, mansuetudine. Questo termine è tradotto in italiano dal vocabolo greco praus. Con questo termine si intende, perdonate la pronuncia se non è giusta per chi ha studiato greco, uomo a cui non appartiene nulla, umile, mite, che si lascia guidare. E qui come altre volte che Gesù ha parlato, abbina due cose che sembrano contrastanti, che sembra che non possono essere nella stessa frase. Come può qualcuno che si umilia, che non lotta e che non protegge i propri diritti ricevere qualcosa? Ovviamente, se vuoi della terra, dovrai lottare, dovrai uccidere per ottenerla. Questa è la mentalità umana che ci dà. Però qui Gesù in verità sta citando una parte di Salmi 37, se lo volete trovare nelle vostre Bibbie, un salmo di Davide, nostro amichissimo di lunga data, vero? Sì, ci ricordiamo i mesi che abbiamo passato a parlare della storia di Davide, sì? No? Vedo poche persone che stanno annuendo. Davide, la vita di Davide. Riusciamo a dire 3 cose su Davide, 3 cose.
3 singole cose sulla vita di Davide. Abbiamo fatto, credo, un 14 studi sulla vita di Davide. 3 cose su Davide. Partiamo con una cosa della vita di Davide, facile. Ha ucciso Golia, grazie, siamo a 1. Seconda cosa sulla vita di Davide, è stato un re, è stato scelto dal profeta Samuele. Ok, dai, 3 cose ce le stiamo ricordando. Nel frattempo saluto mia mamma, che ha deciso che questo è un ottimo momento per chiamarmi. Mi dispiace mamma, se stai guardando la live, dopo capirai perché effettivamente non ti ho risposto. Allora, Salmi 37, in verità Gesù qui cita il versetto 11, ma mi piacerebbe leggere un bel pezzo del Salmi 37, poi se avete tempo a casa potete tranquillamente leggervelo. Quindi Salmi 37, dal versetto 1. Non adirarti a causa dei malvagi, non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Fermaci un attimino. Qui Davide, questi 2 versetti, introduzione di questo salmo, che è molto vivido nella mentalità degli ebrei, perché è un salmo in cui Davide, rivolgendosi agli uomini, cerca di rispondere a una domanda che è vecchia quanto il mondo. Perché gli empi prosperano mentre i giusti incontrano così tante difficoltà? Perché sempre seguendo quella logica umana, molto fallace di quello che è del Vangelo, è più o meno quella questione del segui il Signore, ascoltalo, ubbidiscilo e tutto ti andrà bene nella vita. Invece, credo che tutti noi abbiamo testimonianza di questo e possiamo indicare qualcosa che subito ci fa dire no, perché ci sono tante persone giuste, tante persone pie, uomini di Dio, che soffrono. E tante persone che invece sono da tutt'altra parte, che odiano il Signore, che bestemmiano il Signore, eppure prosperano. Qui Davide in questi primi 2 versetti sta dicendo gli empi prosperano oggi. Davide sta mettendo un'importante indicazione temporale. Non avere invidia di quelli che agiscono perversamente, perché presto saranno falciati come il fieno e passeranno come l'erba verde. Continuando con i versetti, confida nel Signore e fa il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Il versetto 4, famosissimo, il preferito di Pastor Sandro, trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. E qua arriva qualcosa di abbastanza difficile nel versetto 7. Sta in silenzio davanti al Signore. Un po' duro. Cos'è che effettivamente vuol dire stare in silenzio davanti al Signore? È un qualcosa che spesso può essere controintuitivo, no? Ci viene sempre detto, no, vai, parla al Signore, prega, leggi la parola, ci deve essere questa comunicazione con il Signore. Però spesso nelle nostre vite spirituali, non so voi, io parlo soprattutto per esperienza personale, mi avvicino al Signore, gli dico di tutti i miei problemi, gli racconto di quanto male mi stanno andando le cose, gli chiedo un aiuto, finisco, chiudo la mia preghiera, amen, mi giro e me ne vado. E non so voi, ma quanti di voi andrebbero da un medico, ok, a dirgli no, guardi dottore, io ho un problema alla schiena, un problema al ginocchio, mi sono fatto male l'altro ieri alla spalla, è davvero un incubo, io la notte dormo poco ed è davvero terribile. Boh, qui ho finito, arrivederci, ci vediamo prossima settimana. No, sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Dobbiamo aspettare la risposta da parte del Signore, perché questi non sono i nostri tempi, ma sono i tempi di Dio. Non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti, ciò spingerebbe anche te a fare il male. Versetto 7 e versetto 8 in poche parole ti dicono calma e sangue freddo. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po', e sottolineo ancora un po', di nuovo il tempo. Gli empi prosperano? Sì, assolutamente, ma prosperano oggi, prosperano adesso. Il tempo di Dio è vicino in cui saranno falciati. Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più. E infine, il versetto 11, ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran
pace. Dipendendo dalla vostra traduzione, qui c'è proprio il ma i mansueti erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Che bello. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Gesù ripete una conclusione che Davide aveva già scritto, che il popolo già sapeva, perché i salmi a questo momento storico erano molto utilizzati dalla comunità ebraica. Però questo non ci deve portare a pensare che questo versetto, che questa beatitudine sia un qualcosa di poco valore, perché non è nuovo, perché non è qualcosa di incredibile. Ma anzi, dobbiamo dargli ancora più importanza perché Gesù, in quelle sue poche parole, che sono il discorso, il sermone sul monte, e in quella introduzione che sono le beatitudini, Gesù mette questo: beati i mansueti perché erediteranno la terra. La parola dipinge una scalinata per raggiungere il regno di Dio. Se notate, tutto Matteo 5 è un continuo: guarda, se farai questo otterrai questo, se vuoi arrivare vicino a Dio devi fare questo. E al terzo gradino di questa lunga scalinata mette la mansuetudine. Cos'è la mansuetudine? Abbiamo visto prima, sì, ok, la definizione dall'originale greco, ma cos'è la mansuetudine? La mansuetudine è il contrario dell'arroganza e della superbia, che è il peccato principale, è il primo peccato del quale si è macchiato l'uomo, è il peccato per eccellenza nel quale nel giardino dell'Eden l'uomo è caduto. Perché a noi ci può sembrare banale, no, magari aveva un po' di fame, ha scelto quel frutto e quant'altro, ma in quel momento Adamo ed Eva hanno detto: noi non ci vogliamo più affidare in Dio, vogliamo essere noi padroni di noi stessi, vogliamo noi sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, vogliamo essere noi padroni della nostra etica. In un mondo in cui ci viene insegnato che bisogna calpestare il tuo vicino per poterti innalzare, non so quanti di voi lavorano in qualche ambiente di lavoro dove ancora oggi viene trasmessa questa cosa, che i tuoi colleghi non sono amici, sono persone che stanno prendendo lo stipendio di fianco a te. Se riesci a tirarne giù uno per salire su di livello, meglio. Questa è l'ottica che il mondo ci offre. E davanti a quest'ottica Dio gira completamente la moneta e ci dice: beati i mansueti, beati gli umili, perché riceveranno la terra. Se ti schiaffeggiano, dagli l'altra guancia. Se qualcuno ti fa un torto, non rispondergli con il doppio per insegnargli una lezione. Se qualcuno vuole il tuo mantello, dagli anche la tua tunica. Questo è quello che ci insegna il Signore. La mansuetudine non è un qualcosa di naturale, non è un qualcosa di umano, non è un qualcosa che nasce dalla sera alla mattina. E lo possiamo sapere molto bene, perché in Galati 5:22 c'è il famoso elenco dei frutti dello Spirito. I frutti dello Spirito è un qualcosa che va ricercato, va coltivato con perseveranza. Non a caso c'è effettivamente questa dicitura chiamata come il frutto dello Spirito, che invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà e mansuetudine e autocontrollo. Se volete un obiettivo, così durante la vostra settimana potete imparare a memoria questa lista e troverete che via via, se volete ricercare per essere dei migliori cristiani, cercate questo. Cercate Galati 5:22. L'umiltà deve essere la caratteristica definente di un cristiano. E Dio ci chiama davvero un'infinità di volte a ricercare questa qualità. Il numero delle volte che nella Bibbia appare come tematica l'arroganza e l'umiltà non sono riuscito a contarlo, perché sono davvero davvero tante. Perciò di nuovo questa chiamata ad essere servi, ad essere mansueti, ad essere miti, addirittura tolleranti di fronte ai torti che subiamo, dentro e fuori dalla Chiesa. La mansuetudine è di vitale importanza se vuoi insegnare.
come ci dimostra 2 Timoteo capitolo 2 versetti 24 e 25. Il servo del Signore non deve litigare. Dure queste parole. Il servo del Signore non deve litigare. No, ma pastore, ma non hai capito, quella sorella in verità aveva detto che ci sarebbe stata, che avrebbe fatto questo, ma in verità non c'è stata. Il servo del Signore non deve litigare. No, ma lui non capisce perché lui nella lode vorrebbe fare in quest'altro modo e questo modo non è storico per noi nella nostra Chiesa. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente, deve istruire con mansuetudine gli oppositori. Qualcosa di duro. E non solo per insegnare a un nostro fratello o insegnare per qualcuno che è nuovo nella fede, ma c'è bisogno di mansuetudine anche per imparare, come ci dimostra Giacomo, capitolo 1, versetto 21, in cui sta scritto: perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ricevere con dolcezza significa che nel caso in cui un leader, un pastore, un semplice capocamera di un campeggio sta cercando di istruirvi, la reazione più appropriata non è girare le spalle, cominciare a camminare, incrociare le braccia, mettere il broncio, perché cosa vuoi che ne sappia lui, ma ricevere con dolcezza. La mansuetudine nasce dalla comprensione della grazia che ci è stata donata da Dio ed è avvicinandosi a Lui che possiamo nutrire questo spirito che poi si rivelerà in noi attraverso i suoi frutti. Non è un qualcosa che è conseguenza dei nostri sforzi umani, perché se cercate di essere mansueti, umanamente parlando, tempo una settimana e scoppierete in faccia a qualcuno. Però se cercate di essere mansueti come frutto dello Spirito, come conseguenza di un rapporto con Dio, allora ce la potrete effettivamente fare. Potrete nutrire questo Spirito e nutrire questo frutto che di nuovo, non sto qui a dire che è qualcosa di facile, non sto qui a dire che stasera uscirete e improvvisamente sarete più mansueti della città, ma è un qualcosa che va fatto con difficoltà, è un frutto dello Spirito. Gesù, questo massimo esempio di mansuetudine che è presente nella Bibbia, ci dice in Giovanni 5, versetto 19: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Notate che ci sono due sezioni ben distaccate in questa affermazione da parte di Gesù. Gesù, il figlio, in primo luogo deve vedere dal padre per poi poter effettivamente fare. La mansuetudine si tratta di avere in primo luogo una visione, vedere dove il Signore sta operando, vedere come il Signore sta operando in una determinata situazione, in una determinata persona, e in secondo luogo unirsi a Lui. Perciò nel cammino verso la mansuetudine, prima di tutto va ricercata la visione di Dio, va cercato di avere gli occhi di Dio per una determinata situazione, per una determinata persona. Ci deve essere un percorso in cui ti avvicini a Dio e dopo puoi effettivamente unirti a Lui e dopo puoi effettivamente fare come Gesù faceva, rinunciando molte volte ai propri diritti terreni per espandere il regno di Dio. Essere mansueti richiede preghiera, richiede sensibilità spirituale, sottomissione, parolone che magari si sente poco parlare, perché no, chi è che vuole essere sottomesso a qualcuno? Chi è che si vuole umiliare di fronte a qualcuno? Però è quello che serve per essere mansueti, serve sottomissione e una cessione giornaliera dei propri diritti, lasciandosi plasmare nella direzione che Dio vuole effettivamente. Quindi, quello che davvero preme su quello che è la mansuetudine, quello che davvero preme riguardo a tutti i frutti dello Spirito in verità, perché tutta quella lista troverete certe caratteristiche che sono scomode da sviluppare, che è un qualcosa di antiumano,
che è un qualcosa che è difficile da poter avere durante la propria vita quotidiana, ma quello che davvero preme è il fatto che la mansuetudine, quando è che si vede? Quali sono le occasioni in cui possiamo essere miti? La parte scomoda di Matteo 5,5 e di questo concetto in generale che è la mansuetudine è che non esiste una mansuetudine senza che ci sia un'offesa. Tu non puoi essere umile senza avere un'umiliazione, dimostrare pazienza di fronte a qualcosa che ti sta premendo, di fronte a qualcosa che ti sta umiliando. Ed è in quel momento che puoi effettivamente dimostrare la mansuetudine. Per essere come Cristo dobbiamo comportarci come Lui. E spesso diciamo questo pensando ai suoi bei sermoni, ai suoi miracoli, alla sua vita di preghiera, che per carità sono tutte cose legittime. Però quando analizziamo tutta la vita di Cristo, ci ricordiamo di quello che molti di voi ce lo ricordano perché era il tema del Winter Camp dell'anno scorso, se non mi sbaglio, che è effettivamente Isaia 53. Isaia 53, che abbiamo anche la canzone, che è un ottimo riassunto, ma caso voleste poi a casa potete rileggerlo. Isaia 53 è questo riassunto di quello che ha fatto Gesù. E nel versetto 3 sta scritto: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Vuoi essere simile a Cristo? Vuoi camminare come Cristo cammina? Preparati ad essere disprezzato e abbandonato dagli uomini. Poi il versetto 7 è famosissimo: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Di nuovo, notate che anche il silenzio è una forma di mansuetudine. E qui è difficile, perché non aprire bocca davanti a certe cose, mordersi la lingua, quando magari sai di avere ragione, quando sai che tu hai diritto a quella determinata cosa. Però la Bibbia ci chiama a fare effettivamente questo, ad essere mansueti. Un altro bellissimo riassunto della vita di Gesù lo possiamo trovare in Prima Pietro, in cui sta scritto: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. E qui c'è un punto fondamentale, perché Gesù aveva tutti i diritti di sto mondo. Gesù, essendo Dio, completamente Dio, poteva molto bene far smettere tutto quello in quell'istante. Poteva far tacere quelle persone, poteva uccidere quelle persone lì sul colpo. Eppure Gesù non l'ha fatto. Non perché fosse un masochista, non perché avesse chissà quale strano progetto del appena mi faranno questo in più io li giudicherò. No, ma perché si rimetteva a colui che giudica giustamente. E qui sta la chiave: mansuetudine è confidare in Dio. Non è magari quel semplice, come dire, come alcune volte l'ho sentito definire, quella umiliazione continua in cui stai zitto e la chiudi là. No, è un stare zitto perché confidi nel Signore, perché ti rimetti a colui che giudica giustamente. Essere miti è sapere che la giustizia c'è, appartiene a Dio e arriverà. Ci ricordiamo in Salmi 37? Quando gli empi saranno falciati, ancora un po', resisti ancora un po'. Le peggiori frasi da sentire all'interno di una comunità, all'interno di un gruppo, all'interno di una chiesa è ma io sono fatto così. Oppure, ah no, questo è il mio modo, che gli piaccia o meno, è un suo problema se non gli piaccia. Che brutto, perché in quel momento tu stai prendendo il tuo modo di essere, il tuo modo di fare, le tue scelte, i tuoi gusti magari, e stai mettendo soprattutto a tutti. Tu stai dicendo: ascolta, qua comando io qua farò confusione fino a quando non si farà come dico io. Eppure Gesù ci chiede di essere mansueti. L'umiltà è sapere qual è il nostro posto e non crederci superiore a nessuno.
L'umiltà non è un tanto, sì, ascolta, io qua sono il responsabile di questo ministero, perciò quell'altra persona, quell'altro fratello in Cristo non si può permettere di trattarmi così, non si può permettere di parlarmi così. L'umiltà è Cristo, l'umiltà è qui in mezzo a voi c'è una persona che mi tradirà. Tolta questa notizia, adesso per favore toglietevi calzare che vi lavo i piedi. Questa è umiltà. Nelle chiese ogni tanto, principalmente le chiese più a stampo americano, mi è già successo di sentire molte volte, ma manca un po' di questa teologia dello zerbino, tra molte virgolette, che in certi casi può anche essere addirittura pericolosa, però quello che sto parlando io è più la questione del quando tutti vogliono alzare il dito, quando tutti vogliono promulgare condanne, mettere il mio, io, davanti a tutti, davanti a tutto e non soffrire mai. Perché io devo soffrire? No, lascia che sia quell'altro lì a soffrire. Dato che non ti ferisco, io non accetterò che tu mi ferisca. Io combatterò, io farò prevalere i miei diritti, io non cercherò il dialogo, il confronto. No, tu appena ti giri, io te la farò pagare. Questo è orribile, questo non è biblico, questa è una teologia assolutamente sbagliata. La parola ci mostra in prima linea, attraverso l'esempio, cosa fare per essere beati, cosa fare per poter ricercare il regno di Dio, cosa fare per essere più vicino a Dio. Abbassarsi, non rispondere al male col male, ma al male col bene. Da più di 2000 anni il messaggio cristiano è sempre quello ed è sempre controcorrente, sempre controculturale, perché è sempre quello il fulcro. Quando ti faranno del male tu rispondi col bene, quando ti malediranno tu benedicili. Quando vorranno picchiarti, quando vorranno toglierti dalla società, quando vorranno cacciarti via dall'università, dal posto di lavoro, dalle scuole, perché stai portando un messaggio di speranza, tu non mettergli una bomba sotto casa, ma in silenzio trova un altro modo, ma in silenzio, nella piccola conversazione, porta comunque quel messaggio di speranza, senza fare del male, senza far uscire fuori la spada, senza fare la guerra, ma umiliandoti e abbassandoti. Il segreto per una comunità cristiana e per la vita di quello che effettivamente è un cristiano è puramente amore. Ci ricordiamo quello che è il nostro logo, vero? Ce l'abbiamo anche qua, bello stampato. Sì, si vede, ce l'ho dritto? Bon, perfetto. Giusto, no? Composto da due parole, bellissimo il pesciolino. E cos'è che vuol dire effettivamente questo logo? Questo logo, move, c'è un movimento. Ci ricordiamo perché effettivamente Aga Move. Qual è la parte davvero di Aga Move? È un movimento, siamo tutti giovani, chi più chi meno, della Chiesa Battista Agape. È un movimento. Qual è la parte fondamentale secondo voi di questo logo? Non so, magari se ve lo sottolineo così, magari se me lo metto come video che magari ogni tanto vi beccate su YouTube, qual è la parte fondamentale? Se noi siamo un movimento di giovani della Chiesa Battista, vi vedo pochi convinti, perché questo è l'Aga Move, cioè il movimento dei giovani della Chiesa Battista Agape. Questa è la parte importantissima. Questo è quello che dobbiamo avere gli uni con gli altri, l'amore agape. L'amore agape, perché è una parola che, tradotta letteralmente in italiano, vuol dire quello, vuol dire amore, vuol dire affetto. E nella Bibbia c'è questo elenco che sono sicuro tutte le coppie sposate se lo sanno, i fidanzati forse lo sanno se hanno prestato attenzione a qualche predica, che è questa lista, no? In Prima Corinzi capitolo 13, bellissima, la vera e propria definizione di quello che è l'amore. E in particolare nei versetti 4 e nel versetto 7, c'è quello che sto cercando, poi naturalmente a casa ve lo potete ricercare perché è davvero una bellissima lista di quello che è. E in Prima Corinzi capitolo 13,
Versetto 4 sta scritto: l'amore è paziente. L'amore è paziente, è benevolo. Più avanti nel versetto 7, sempre parlando di questo amore agape, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. Di solito queste parole vengono un po' buttate da parte. No, sì, vabbè, l'amore tra di noi, sì, bellissimo, però l'amore è paziente, l'amore soffre, l'amore sopporta. Perciò a voi e anch'io, perché naturalmente anch'io sono qui, giovani della Chiesa Battista Agape, questo è quello che ci deve essere tra di noi. L'amore agape, la mansuetudine, un rapporto che è paziente, un rapporto nel quale l'obiettivo è mettersi sotto al fratello, è servire il fratello. Ci deve essere un rapporto fra persone che sono disposte a sopportarsi a vicenda. Ed è interessante perché la Bibbia va dritta al punto, no? Sta scritto che la Bibbia è come una spada che passa fra tutte le tue carni fino alla tua anima. Perché la Bibbia sa che essere in chiesa è difficile. La Bibbia sa che stare così in mezzo a tanti simili è difficile. Che ogni tanto arriverà un commento un po', come dire, un po' duro. Che ogni tanto magari arriverà una frase non tanto pensata da parte di una persona, in quel momento tu dovrai morderti la lingua, sorridere, perché in quel momento ti ricorderai dell'amore agape, dell'amore che sopporta ogni cosa. Amare è essere mansueti, è essere miti, è essere pazienti. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Gesù, in queste poche semplici parole, ci richiama un concetto plurimillenario da implementare nelle nostre vite attraverso il lavoro, attraverso la preghiera, attraverso un rapporto più vicino a Dio. Mansuetudine. La Bibbia è piena di benedizioni per chi è disposto ad amare e ad essere mansueto. Ve ne ho lasciate un paio, noterete che ci sono un sacco di salmi, in Proverbi ce ne sono una valanga, questa è semplicemente una piccola lista di quello che in verità è un tema molto molto ricorrente nella parola di Dio. Ci sono molti esempi, molti uomini di Dio dal quale prendere esempio, uomini che sono nati e cresciuti in chiesa, tra molte virgolette, uomini che hanno vissuto una vita completamente fuori da quello che è il piano di Dio e poi ci sono rientrati. Però oggi, davanti a questa lista di benedizioni per i mansueti, per gli umili e di esempi dal quale trarre effettivamente esempio, io vorrei sottolineare una cosa molto importante, perché là ci sono grandi nomi, grandi uomini di Dio, abbiamo Mosè, abbiamo Davide, abbiamo Geremia che abbiamo incontrato durante il nostro campeggio dei giovani, abbiamo Stefano, il primo martire, abbiamo Paolo, il missionario per quella che è stata l'opera di Dio, ma oggi io mi vorrei focalizzare su qualcos'altro, mi vorrei focalizzare su un'altra effettiva persona che potrebbe apparire in questo elenco, e siamo noi. Siete tutti voi qua presenti, sono io, perché oggi possiamo scegliere di cambiare. Oggi possiamo dire di voler essere l'esempio a casa, in chiesa, a scuola, al lavoro. Sii l'esempio, sii mansueto. E ogni volta che stai per desistere, ogni volta che stai per mollare, ogni volta che stai per dire no, basta, io questa partita non ce la posso fare, io questi piani non li posso sopportare, questo è un gioco troppo pesante per me, ricorda, quei 2000 anni fa, Gesù, seduto su quel monte, guardando dritto verso di te, che ti dice: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Preghiamo insieme.
Padre, abbiamo sentito la tua parola, ti abbiamo acclamato, abbiamo lodato il tuo santo nome e siamo qui come Chiesa, come comunità, come gruppo di fratelli, uniti non solo da un'amicizia, non solo da un affetto superficiale, ma uniti da un amore agape. E noi oggi vogliamo prostrarci davanti a te, vogliamo umiliarci davanti a te, perché riconosciamo che tu sei grande, tu sei potente e tu sai meglio di noi cos'è meglio per noi. Padre, in questo momento noi chiediamo la tua benedizione, la tua misericordia per le nostre vite, per le nostre azioni, per le nostre famiglie, per le nostre case. Ti prego, Padre, che tu possa farti sentire, farti vedere nelle nostre vite attraverso di noi. Ti preghiamo, Padre, che tu ci possa insegnare, che tu ci possa trasmettere cos'è la mansuetudine. Ti preghiamo che tu possa aiutarci a ricordare, a lasciar depositare nel cuore queste parole che tu ci hai dato. Noi vogliamo questa beatitudine, Padre. E riconosciamo che senza di te tutto questo è impossibile. Perciò, Padre, ti chiediamo perdono per quelle volte in cui non abbiamo dimostrato questa mansuetudine, in cui non abbiamo dato prova di questo amore agape che ci dovrebbe unire. E ti ringraziamo, Padre, per tutte le possibilità che ci dai per essere mansueti. Ti ringraziamo per tutti i fratelli che ogni tanto rendono difficile questo lato, questo carattere di noi, perché riconosciamo che tutto questo è sotto il tuo controllo, sotto la tua volontà. Perciò ti ringraziamo per il lavoro che compirai, che abbiamo fede che tu compirai in noi, Padre. Di nuovo ti chiediamo, fatti sentire, sii presente vicino a noi, stringici la mano e mostraci qual è la via da percorrere. Tutto questo noi ti chiediamo in nome di quel tuo Figlio che per primo ci ha detto questo, Gesù Cristo. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi per il nostro momento di lode e di adorazione. L'orgoglio mi strappò dal giardino, aumenta lo riportò di nuovo a me. se vendesse ciò che possiedo in cambio dell'amore Fallirei, perché l'amore non si compra né lo si merita. l'amore è un regalo, per grazia si riceve. Cantiamo voglio conoscerti Gesù, voglio conoscerti Gesù e dimorare in te. Voglio conoscerti Gesù, Voglio conoscerti Gesù, il mio orgoglio mi strappò dal giardino, aumentalo riportò di nuovo a me. se vendessi ciò che possiedo in cambio dell'amore. Il suo amore non si compra, neanche lo si merita. Che l'amore non si compra, né lo si merita. L'amore è un regalo, per grazia
Cantiamo che vogliamo conoscere Lui. Voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, e dimorare in te. voglio conoscerti, Gesù. Voglio conoscerti, Gesù, mio amato è. Il più bello Migliaia, mio amato è, il più bello tra migliaia, mio amato, mio amato è, Cantiamo Yeshua. Ancora una volta Yeshua. Cantiamo Yeshua. Grazie Signore, grazie. Possiamo solo ringraziarti Signore per il tuo amore, perché sappiamo che non abbiamo merito Signore, che non possiamo prendere il tuo amore con le nostre capacità, ma il Signore ci ha donato perché hai misericordia Signore, perché sei un Dio misericordioso Signore, perché sei un Padre Signore presente. E poi abbiamo dei momenti in cui non siamo al 100% Signore, in cui Padre
non siamo proprio lì, ma sono in questi momenti che il Signore manifesta il tuo amore, manifesta la tua opera, manifesta le tue misericordie, Signore. Per questo, Padre, ti ringraziamo, perché sappiamo, Padre, che qua, dentro di questo templo, non c'è neanche uno, Signore, che merita questo amore. Ma anche così il Signore è qua presente. Per questo, Signore, vogliamo ringraziarti, Padre. Amen. Ok, vi chiedo solo un attimo di risedervi velocemente e poi ritorniamo alla lode, perché adesso abbiamo i nostri avvisi. Proiezione. Ok, incontro delle coppie, 7 dicembre, qua in chiesa. Non riesco a vedere? Wow. Allora, alle 8. Ok, se siete una coppia, penso sia per coppie sposate, vero pastore? O è coppie in generale? Coppie sposate? Ok, se siete una coppia sposata, siete invitati a partecipare a questo incontro il 7 dicembre alle 8 qua in chiesa. Ah, ok. Sono già iniziati, sono già partiti in realtà corsi di batteria, chitarra acustica, canto e anche di italiano. E se volete iscrivervi parlate con Jacqueline. Così. Il 30 novembre avremo il nostro incontro delle donne, sempre qua in chiesa alle 3 se non sbaglio. Sì, dalle 3 alle 7:30. C'è un rinfresco e anche il mercatino solidale, quindi se siete una donna e volete partecipare preparatevi i soldini così in modo da comprare qualcosa a questo mercatino solidale che poi verrà offerto non mi ricordo, però verrà offerto questo, ok. Lo stesso giorno avremo il nostro culto Thanksgiving. Ok. E niente, siete tutti invitati, giovani adolescenti, vecchi, adulti, va bene, venite tutti, siete giovani, venite. Quel giorno funzionerà il nostro bar, quindi vi chiedo anche qua, anche se scappate all'incontro delle donne, vi toccherà tirare fuori i soldi perché il bar funziona se volete mangiare. Ok? E poi, in questo momento chiedo ai genitori, ricordo che c'è il corso di teologia sull'Apocalisse col Pastor Sandro, quindi chiedo ai genitori di spostarsi già in sala culto, che già inizierà il corso. Poi, allora, in più parlo a adolescenti. Per chi ha visto, quanti di voi hanno visto che c'è il nuovo gruppo Ask a Move? Wow, davvero pochi. Ok, c'è un nuovo gruppo che si chiama Ask a Move, che ha la possibilità di chiedere in modo anche anonimo al pastore attraverso un formulario di Google, se non sbaglio. Entrando nel gruppo trovate questo formulario in un messaggio fissato e potete fare la vostra domanda al pastore e il pastore risponderà a voi in questo gruppo in modo anonimo, ovviamente non dirà il nome né niente. E così, basta entrare, non so se siete già come si chiama? Nella community di WhatsApp, ma se siete dentro basta cercare il gruppo e richiedere di entrare. Se non siete dentro parlate con uno di noi che vedete qua in giro e vi faremo entrare. Penso sia tutto. Ah sì, piccoli gruppi. Prendo la scala. Allora, per i preadolescenti avete sempre i nostri carissimi e simpaticissimi Maggie e Joshua, quindi chi è preadolescente ormai sa già, è dagli 11 ai 13 anni e seguite loro. Vi chiedo di alzarvi la mano, almeno uno dei due ad alzare la mano. Ok, lei è Maggie, seguite lei se avete dagli 11 ai 13 anni. Con le adolescenti, quindi dai 14 ai 18, le ragazze, siete con me questa sera, mentre i maschi sono con Gabriel, sempre dai 14 ai 18. Dai 19 in su, le ragazze sono con Monichi. Monichi, ti chiedo di alzare la mano. Ok, se avete 19 più anni, lei. Se invece siete ragazzi e avete dai 19 anni in su, seguite Miguel. Puoi alzare la mano là in fondo. Ok, è a posto così. Possiamo tornare al nostro momento di lode. Vi invito a saltarvi in piedi e lodiamo al nostro Signore. Finiamo questo culto proprio con gioia, con allegria. No, mi è sembrato tanto così, ma lo facciamo stesso, dai.
Signore ti voglio, Signor ti voglio sentire te, io voglio più di te. vogliamo toccarti Signore, Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore voglio te. Seguendo, sto cercando te. Corona conquista. Sto lottando nel tempo fermarmi perché sto seguendo te. Signore voglio te. diciamo Signore ti voglio, Signor ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore voglio te. Signore ti voglio, Signor ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore voglio te. gloria al Signore. Siete liberi